iniziamo, ma sono sicuro che la serata sarà interessante e aver aspettato ne sarà valsa la pena. Allora, a me il compito di introdurla, devo dire che fa veramente piacere vedere quanti siete molti, e quindi questa credo che sia la miglior conferma sulla bontà dell'idea degli organizzatori, che era quella proprio di proporre qui ad Albignasilo una serata su un tema di grande interesse, credo di massima attualità, ma soprattutto di proporla con due relatori, come si dice in questi casi, relatori di eccezione. Avremo qui Massimiliano Parison, che tutti voi conoscete, è stato sindaco di Albignasilo per 2 mandati e attualmente consigliere regionale. Abbiamo qui in attivo il governatore semplicemente più amato d'Italia, il nostro governatore Luca Zaia. Vedo la signora, lo dicono i sondaggi, non lo dico solo io, che è il governatore più amato d'Italia. Io in primo luogo vorrei fare alcuni ringraziamenti, sarò rapidissimo, lo dico. Voglio organizzare l'associazione Oltre Veneto, è un'associazione che molti di voi già conoscono perché si è fatta promotrice di altri eventi, altre serate culturali qui ad Albignasilo e non solo. Azzurra Eventi, che è sempre immancabile in queste occasioni, e poi 2 persone in rappresentanza poi di tutti quelli che hanno lavorato per la riuscita della serata, ovvero sia il sindaco di Albignasilo Filippo Giacinti, al quale passerò tra poco il microfono, e proprio Massimiliano Parison. Il tema della serata lo conoscete. Il 22 ottobre noi saremo chiamati, noi veneti saremo chiamati ad esprimere un voto, ad esercitare un nostro diritto sul referendum consultivo dell'autonomia del Veneto. E credo che non sia banale dire che questo è un nostro diritto, perché si è fatta, secondo me, da parte di alcuni non assolutamente in buona fede, una certa confusione nell'ultimo periodo, approfittando magari delle vicende catalane. È utile evidenziare fin da subito che qui non si tratta di portare avanti istanze secessioniste, non si vogliono portare avanti colpi di mano non meglio precisati, si esercita un diritto costituzionalmente garantito. È la nostra Costituzione che prevede il referendum consultivo, è la nostra Costituzione che ci dà diritto di voto. Dice il popolo veneto, in questo caso anche il popolo lombardo, possono dire la loro in ordine ad un tema molto semplice: se vogliamo o meno che siano attribuite maggiori autonomie alla Regione Veneto. Ora, il contenuto tecnico ce lo spiegheranno chi arriverà dopo di me tra poco. Quello che secondo me è importante fin d'ora dire è che proprio perché è un nostro diritto noi dobbiamo pensare di esercitarlo. Possiamo andare a votare no, possiamo andare a votare convintamente sì, e con ciò io ho già manifestato la mia preferenza, ma l'importante è andare a votare. L'alternativa è un messaggio secondo me sbagliatissimo, perché l'alternativa è di dire al nostro governatore in primis e poi a chi ci governa a Roma in seconda battuta che semplicemente non ci interessa una diversa organizzazione dello Stato, non ci interessa una diversa organizzazione delle competenze che sono sempre quelle previste dall'articolo 116 della Costituzione, sono un elenco di materie per la quale ci dice ogni regione può avere maggiore o minore autonomia. Credo che il tema della serata verterà in particolare su questo. Il Veneto è una regione sicuramente esemplare per quanto riguarda l'esercizio dei suoi poteri e delle sue competenze, e la convinzione è quella che anche ulteriori competenze che ci vengono attribuite saranno esercitate meglio di come lo sono esercitate ora. Sono consapevole del fatto che nessuno di voi è venuto qui per sentire le mie opinioni, quindi tengo fede al mio proposito iniziale, non vi rubo io altro tempo e passo invece la parola al sindaco Filippo Giacinti
che farà un saluto da parte del comune, se c'è. Ecco. Sì. Buonasera a tutti, grazie Gregorio, grazie ai ragazzi che sono qui questa sera. Ecco, credo che siamo di fronte ad un momento storico veramente importante. Siamo di fronte ad una svolta, forse l'ultima possibilità che ha la nostra regione per fare un salto di qualità, per arrivare a reclamare quei diritti che ormai da 30 anni, di cui ormai da 30 anni sentiamo parlare, ma che fino adesso sono sempre stati negati. Credo che per definire questa battaglia referendaria ci sia un solo aggettivo: questa è una battaglia giusta. È una battaglia giusta prima di tutto perché non è una battaglia di parte e tantomeno di partito. È una battaglia giusta perché non è una battaglia contro qualcosa o contro qualcuno, ma è una grande opportunità, un'opportunità per tutti i cittadini del Veneto. E questa opportunità deve essere raccolta. E credo che questa battaglia sia appunto trasversale. Io ho parlato in questi giorni con tanti colleghi sindaci di tutte le parti politiche e devo dire che nessuno di loro è disposto a rinunciare a questa opportunità, perché una cosa sono le chiacchiere della politica, una cosa poi sono i problemi concreti dei cittadini, e non c'è più che un sindaco che tutti i giorni è nella trincea ad ascoltare le problematiche dei cittadini, a dover chiudere i bilanci cercando di rendere ai cittadini servizi che chiedono sempre di più, le infrastrutture che servono al nostro territorio, che non capiscono l'importanza di questa riforma. Ebbene, con questo referendum noi diamo un mandato in più al Presidente Zaia e al Governo della Regione Veneto. Con questo referendum noi chiediamo a gran forza, ci mettiamo a gran forza a fianco del governatore Zaia quando andrà a Roma a chiedere semplicemente l'attuazione di una norma della nostra Costituzione, l'articolo 116. Zaia andrà a Roma a chiedere che al nostro Veneto siano riconosciute quelle condizioni particolari di autonomia che il Veneto richiede da tanti anni. Ma finora tutte queste negoziazioni si sono scontrate di fronte al muro di gomma di un governo centrale che non ha saputo in alcun modo andare incontro alle ragioni del nostro territorio. E la cosa ancora più assurda, perché noi siamo in una posizione geografica, quella del nord-est del nostro paese, quella del Triveneto, dove siamo 3 regioni, di cui 2 sono regioni a statuto speciale, che rispetto al Veneto hanno delle potenzialità di competenze e soprattutto economiche che sono per noi inimmaginabili. E come sindaco questo lo vedo tutti i giorni. Come sindaco lo vedo quando il mio comune, come tanti altri comuni, è costretto a finanziare le spese di funzionamento degli istituti scolastici che sarebbero di competenza dello Stato e del Ministero della Pubblica Istruzione, perché lo Stato queste risorse alle nostre famiglie non le dà e i comuni devono supplire con le poche risorse che hanno per riuscire a fare in modo che le nostre scuole funzionino. Io qualche mese fa sono stato a Venezia dal provveditorato, che è l'emanazione del Ministero della Pubblica Istruzione nella nostra regione, quindi sono funzionari del Ministero della Pubblica Istruzione, a chiedere che nel mio comune, come negli altri comuni, fosse mantenuta una dotazione di insegnanti tali da poter mantenere il servizio del tempo pieno nelle nostre scuole, che è un servizio fondamentale per le nostre famiglie. Ebbene, mi sono trovato di fronte il dirigente del Ministero della Pubblica Istruzione in Veneto, che proveniva da un'altra regione, che mi ha detto sconsolata: io sono stato in altre regioni, io parlo con i miei pari grado di altre regioni, ma qua non vogliono dare insegnanti al Veneto e io non so perché. Questo non me l'ha detto qualche estremista in un bar, questo me l'ha detto la dirigente del provveditorato del Ministero della Pubblica Istruzione in Regione Veneto, non in Regione Veneto, in Veneto. Ecco, è una cosa
veramente frustrante per un amministratore pubblico che vuole dare dei servizi al cittadino, che vuole mantenere questo standard di servizi che ci siamo conquistati in anni e in anni di battaglie, sentire questo tipo di risposte. Ecco allora perché dobbiamo riuscire ad ottenere queste forme di autonomia. Dobbiamo riuscire a gestire gran parte delle nostre risorse sui nostri territori. Io sono rimasto molto impressionato quando ho letto, ho sentito che girava su internet un video del noto conduttore televisivo Bruno Vespa che diceva: non potranno mai dare l'autonomia al Veneto, diceva fuori onda, non potranno mai darla perché sennò crolla l'Italia. Ecco, io non voglio che crolli l'Italia perché sono molto affezionato al mio paese, però non voglio che neanche i veneti continuino a essere la vacca da mungere per le inefficienze del resto del paese. Grande sindaco! Non può essere questo. Bravo! Non può essere così. Noi pretendiamo poco, non vogliamo penalizzare nessuno, siamo convinti che parte delle risorse devono essere date allo Stato per i servizi che sono di tutti e anche per aiutare le regioni in difficoltà. Nessuno vuole negare questo, nessuno vuole negarlo, però neanche fare in modo che la maggior parte delle tasse che sono il frutto del nostro lavoro sul territorio vengano poi utilizzate non sul nostro territorio. Questo serve veramente per tutti i nostri cittadini. Ed ecco, mi sono fermato un attimo perché in questo momento è arrivato il governatore e io sono orgoglioso di accogliere con un grande applauso il governatore del Veneto, Luca Zaia. Grazie, allora ringrazio il governatore Luca Zaia, ci fa l'onore per la prima volta di essere qui nella città di Albignasemo, ringrazio chi ha fortemente voluto questo incontro, cioè Massimiliano Barison, la voce e il cuore della città di Albignasemo e della provincia di Padova nel Consiglio regionale del Veneto. Grazie Luca Zaia, il 22 di ottobre centinaia di sindaci, migliaia di amministratori locali, milioni di cittadini del Veneto mettono nelle tue mani la speranza per un Veneto più forte in un'Italia più giusta. Grazie. Allora, adesso dobbiamo improvvisare questa serata con il nostro governatore. Non ci siamo preparati, no. Avevamo pensato a un format domanda e risposta in modo da tenere alta l'attenzione su un tema importante come quello del referendum. Però guardate, adesso il Presidente arriva dall'incontro dell'ANCI nazionale qui a Vicenza, so che c'era Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e tutti i sindaci d'Italia. Magari hai qualche novità da questa giornata. Allora vi chiedo, prima di farlo iniziare, facciamo sentire il calore di Padova, di Albignasemo e di tutti voi! Grande governatore! Grazie. Potrei dire
Presidente, siccome lei di ferme se ne intende, allora noi abbiamo pensato che si deve mettere questa felpa, lei è il nostro consigliere, così l'abbiamo fatta per lei e che sia di auspicio. Molto bene, un applauso, è un fuori programma. Molto bene, grazie. Adesso però mi torno il microfono. No, la verità è che passavo di qua, stavo tornando da Vicenza, ho visto tanta gente e mi sono fermato. E l'applauso non fatelo a me, però, cioè, liberi di costruire il nostro futuro, l'autonomia del Veneto. Sì, l'applauso non fatelo a me, fatelo a Massimiliano che ha organizzato questa serata e se lo merita. Grazie Grande Massimiliano! Alison! Ed è, Grande! lo ringrazio a nome di tutti i veneti e ringrazio anche voi. Ringrazio anche voi perché immagino abbiate anche fame, perché immagino che nessuno vuole mangiare. Cos'è che qua la porchetta stasera o qualcosa? Male. E ringrazio voi per la disponibilità. Arrivo dall'incontro di Vicenza col Capo dello Stato e con tutti i massimi vertici dell'ANCI. Vi dico che la partita dell'autonomia è una partita importante e quindi lo voglio vedere in maniera assolutamente positiva il sacrificio che fate questa sera. Insomma, prendere ad ascoltare il Presidente della Regione Massimiliano, uno dice magari che c'è anche qualcosa da meglio da fare stasera, no? Però grazie, anche perché un referendum che è partito in sordina, diciamocelo fino in fondo, oggi prende realtà, se ne parla con tranquillità, se ne parla all'assemblea dell'ANCI con oltre 4.000 sindaci e se ne parla con rispetto, perché si è capito che noi rappresentiamo la regione che mantiene tutta Italia, questo lo hanno capito e per cui insomma qualche puntino sulle i lo possiamo mettere, no? Sì, ecco, allora uno dei punti, io avevo diviso questa serata in tre parti. La prima andando a toccare le obiezioni al nostro referendum che spesso ci sentiamo dire, visto che questa è una serata informativa. Scusa, ma perché i ragazzi sono andati via? Tornate su, sedetevi qua, venite su. Venite su. Dai, su. Guarda Luca, io la cosa che Siete volevo... molto più belli di noi altri, no? Applauso ai ragazzi. Ho capito il Veneto? Sentite qua. Ma qua davanti, non stai preoccupare. Qua più avanti, più avanti. Venite qua davanti. Qui davanti. Mettetevi qua, ecco qua. Oh, questo è il nostro futuro. Eccoli qua. Grande governatore! Bravi, grazie. Anche perché in TV quando si parla del Veneto sembra che i nostri ragazzi siano dediti alla droga e a schiantarsi contro i platani di notte. Ma non è così. Questa è una comunità che ha un sacco di bravi ragazzi. Sapete che le nostre scuole sono le prime a livello nazionale per la qualità di formazione che diamo ai nostri ragazzi. Ricordiamolo magari questo. E non può essere vista come una colpa perché sono veneti. E questo è il nostro ruolo, no? Quello di difenderli. Ma parliamo del referendum. Parliamo di referendum. No, allora guarda, uno dei punti che spesso ci sentiamo dire, tra l'altro l'ex Presidente del Consiglio Renzi quando è venuto a Padova lo ha detto insistentemente, ma voi andate a votare un referendum che non serve a niente, perché alla fine bastava che il Presidente scrivesse una lettera al governo, apriva la trattativa e come sta facendo l'Emilia Romagna portavate a casa l'autonomia senza scomodare i veneti. Luca, cosa rispondiamo a questa provocazione? Ma guardate, è bene che voi sappiate, perché siete persone intelligenti e informate, che il Veneto ha chiesto 3 volte nella sua storia, negli ultimi 25 anni, di fare un referendum per l'autonomia. L'ultima volta lo ha chiesto con una legge nel 10 giugno 2014, il governo Renzi ci ha impugnato la legge, ci ha portato davanti il tribunale. La Corte Costituzionale dopo un anno, quindi a luglio 2015, ha dato ragione a noi. Cioè se oggi noi andiamo al referendum è perché abbiamo una sentenza della Corte Costituzionale, se no se fosse stato per Renzi non ci saremmo andati. Allora è logico che chiunque dica ma scusate,
dite che fate un referendum per chiedere le competenze che sono previste nella Costituzione. Andate a chiederle, no? Allora, questa possibilità esiste da 16 anni, dal 2001, prima no. Le uniche due regioni in Italia che hanno fatto richiesta formale sono il Veneto, che l'ha fatta nel 2007, e la Lombardia nel 2008. Non c'è nessun'altra regione italiana che ha chiesto le competenze. Allora guardate, la Corte Costituzionale dice una cosa interessante nella sua sentenza, dice che il referendum non è solo consultivo, è vero che il giorno dopo non avremo l'autonomia, ma dice sarà fondamentale sentire i veneti sulla loro posizione rispetto all'autonomia e il governo non potrà non tener conto dell'espressione dei veneti. Ciò vuol dire che se noi vogliamo 9 decimi delle tasse, e vedrete che il giorno dopo il referendum se andrà bene, vi mostrerò anche come le chiediamo, lo chiediamo perché la legge ci concede di fare questa richiesta. L'Emilia Romagna, intanto vedremo cosa porta a casa l'Emilia Romagna. Allora in 16 anni nessuno è mai riuscito a avere niente, le materie delegabili sono 23, in 16 anni nessuno è mai riuscito a avere niente. Guarda caso l'Emilia Romagna negli ultimi 4 mesi del governo dice che sta chiudendo la trattativa. E sapete di chi è il merito? Del referendum del Veneto, perché ce l'hanno così ormai, tenera, come si dice nelle parti. Allora guardate, noi lo facciamo questo referendum, ci dicono anche, Massimiliano, ma voi spendete 14 milioni di euro. No, voglio ricordare che noi abbiamo chiesto al governo Renzi di abbinarlo a altre consultazioni per non spendere nulla. Pensate che il 4 dicembre, per quel referendum che è stato buttato nella spazzatura, hanno speso oltre 300 milioni di euro. Noi chiedevamo di abbinare anche il nostro, sommessamente, no? Fateci andare al referendum. No, l'abbiamo chiesto alle amministrative del 2016 a primavera e ci hanno detto di no. Quindi ci tocca andare da soli perché nessuno ha voluto agevolare questo percorso del Veneto. Questa è la verità. Grazie Presidente, e tra l'altro io ricordo che avevamo visto anche l'abbinamento con il referendum delle trivelle di aprile-maggio dove hanno speso 360 milioni di euro, bastava inserire anche il nostro e la cosa era fatta. Poi c'è un'altra questione molto sottile che a me dà particolarmente fastidio, cioè dicono l'autonomia è una forma di egoismo delle regioni ricche rispetto alle regioni più povere. Questo è un modo per dire voi veneti non avete il valore della solidarietà, che è cosa ben diversa rispetto al fatto di chiedere che ci sia più giustizia ed equità nella ripartizione delle risorse. Giusto Presidente? Ma guardate, voi dovete essere orgogliosi del fatto che la nostra regione ha una persona ogni 5 che fa volontariato. Quindi se c'è un valore di questa comunità è la solidarietà, è la compassione, no? Che viene dai valori cristiani e poi dalla nostra storia, a prescindere che uno creda o non creda, comunque valori che hanno lambito la nostra comunità. Dire che siamo egoisti vuol dire non aver letto la Costituzione. Chiunque vi obietti qualcosa su questo referendum, voi potete tranquillamente dire scusa, ma lo fanno in base alla Costituzione. Noi non rinunciamo alla quota di solidarietà o di sussidiarietà nazionale. Però vogliamo dire che se la Sicilia ha 22.000 forestali e noi ne abbiamo solo 400, qualcosa che non funziona ci sarà. Questa non è solidarietà. Grande governatore, taglia! E se un pasto in ospedale costa 6,5 euro in Veneto, un pasto per un paziente in ospedale costa 6,5 euro, 7 euro, massimo 8 euro. Se in giro per l'Italia arriva a costare 60-80 euro a paziente un pasto, ti dico portali al ristorante che ci costano di meno. Ti porti qua a Barella al ristorante e poi me li riporti stasera. Allora guardate, questa non è solidarietà e neanche noi possiamo togliere il pane di bocca a questi ragazzi che hanno diritto a formazione, occupazione, avere una prospettiva di vita, realizzare i propri sogni, perché dobbiamo pagare i 22.000 forestali della Sicilia. E si paga ora i forestali. Grande governatore! Guardate, vi do solo un dato. Siccome c'è qualcuno che dice che abbiamo l'anello al naso io che ho non noi altri, gli sprechi dati del governo, se tutte le amministrazioni nazionali vivessero con i costi della pubblica amministrazione delle amministrazioni venete,
il che vuol dire regione, provincia e comuni, il taglio di sprechi sarebbe di 30 miliardi di euro all'anno. Ciò vuol dire che noi oggi eroghiamo 30 miliardi che vengono letteralmente spolpati in sprechi. Sapete cosa vuol dire 30 miliardi? È un terzo dell'interesse sul debito pubblico italiano. Un terzo dell'interesse sul debito pubblico italiano. Allora voi capite che noi non possiamo accettare queste cose. Infatti i padri della Costituzione dicevano sempre l'autonomia è una vera assunzione di responsabilità. Allora, meno Stato dove ci vuole meno Stato, qui da noi, più Stato dove ci vuole più Stato, dove c'è gente che non riesce neanche a legarsi le scarpe perché si sbaglia del piede, questo è il problema. Poi un'altra cosa, soprattutto negli ultimi giorni, secondo me in modo strumentale in televisione hanno abbinato il referendum per l'autonomia del Veneto al referendum per l'indipendenza della Catalogna. Spesso io leggevo sotto le immagini che trasmettevano dalla Catalogna, magari facendo vedere la polizia con i manganelli e quant'altro, scrivevano sotto referendum per l'autonomia del Veneto, adesso ci sarà il referendum in Lombardia e in Veneto. Ecco, secondo me è opportuno spiegare che sono due cose completamente diverse. Assolutamente sì, guardate, io ho fatto un libretto 100 domande, i Veneti intervistano Zai, non so se è stato distribuito anche stasera, ce l'avete, no? Non c'è, forse Marco, dov'è Marco? Grave, portalo 3 scatoloni, un attimo il kit, cioè. Messo come gli alpini, non muoio mai di fame, riesco sempre a organizzarmi tutto. In macchina abbiamo tutto. No, c'è poco qua da ridere. Sono figlio di un meccanico, cioè riesco a smontarmi tutta la macchina, per cui non mi perdo mai. Però volevo dirvi, l'indipendenza è una delle prime domande. Sto libretto lo leggete in 20 minuti, domanda risposta, 10 righe per ogni risposta. L'indipendenza è dichiarare che si vuole uscire, faccio l'esempio dell'Italia, uscire dall'Italia, nel caso della Catalogna dalla Spagna, quindi non essere più Italia e diventare uno Stato. L'autonomia, ovviamente l'indipendenza, oggi non è possibile in base ai trattati costituzionali, sia in Spagna che in Italia questo non è possibile, e anche negli altri stati europei. L'autonomia è restare all'interno dei confini di un paese, ma chiedere l'applicazione di competenze ed essere più autonomi. Cioè, noi è una vita che diciamo, vogliamo essere come Trento e Bolzano. Quante volte l'avete detta questa frase? Basta Roma, Paroni a casa nostra. Ecco, questa è autonomia, non è uno slogan della politica, questo è scritto in Costituzione. All'articolo 5 della Costituzione, dove si dice dobbiamo dare più autonomia a chi la vuole, ma è scritto anche negli altri articoli 116, 17, 18, 19 che parlano proprio di autonomia. Quindi le due cose non hanno nulla in comune, e quindi il 22 ottobre alle 7 del mattino fino alle 11 di sera non troverete i poliziotti con i manganelli, non dovete prendere paura, troverete sicuramente le forze dell'ordine in divisa, ma perché, come accade in ogni elezione, ai seggi loro fanno l'ordine pubblico. Quella mattina, siccome c'è qualche lazzarone che va a far credere in giro che troverà i gazzebi in giro per strada, quella mattina dovete andare nel seggio dove andate a votare di solito, e se vi siete dimenticati è scritto nella testa elettorale dove andate a votare. Troverete una cabina elettorale, un'urna, la scheda, la matita copiativa, gli scrutatori, il presidente di seggio e i militari. È un'elezione ufficiale. Ma ditelo in giro, è scandaloso che qualcuno faccia credere che è una perdita di tempo. Guardate, io dico una cosa, non è il referendum della politica, Tutti i partiti sostengono e hanno sostenuto questo referendum, tutti, tranne forse uno piccolo. Tutti i grandi partiti, la Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, PD, 5 Stelle, tutti hanno sostenuto e li ringraziamo. Però noi amiamo dire che questo è un referendum dei Veneti e dei nuovi Veneti. Possiamo una volta nella storia andare da Veneti a votare senza pensare alla tessera del partito che abbiamo in mano? Lo possiamo fare? Boh. Allora
Però io penso che quel giorno sia nostra occasione. Ovvio che nessuno di noi ha alibi. Se alla fine, quando conteremo le schede, il voto non arriva, vuol dire che l'autonomia non interessa al Veneto e Roma si gratterà a panza dalle risate dicendo che siamo un popolo di gente che chiacchiera tanto, ma quando andare a esprimersi non andiamo. Questo è un libretto, facciamo in modo magari di darvelo dopo all'uscita. Ne abbiamo abbastanza? Sempre per tutti. Grazie Presidente, ma poi adesso, siccome noi veneti siamo sempre abituati alle cose concrete e per capire abbiamo bisogno di esempi, allora quando parliamo di autonomia tu facevi sempre riferimento al modello del Trentino Alto Adige. Tra l'altro il Presidente della Provincia Autonoma di Trento ha detto: se io fossi in Veneto andrei a votare sì senza nessun dubbio, tanto per capire come la pensano qua vicino. Però ecco, noi abbiamo bisogno di capire cosa succede con l'autonomia su alcune materie che abbiamo particolarmente a cuore, penso per esempio alla questione della sanità, e un altro tema secondo me che tutti quanti toccano con mano ogni giorno è la questione della scuola. Cosa succede se il Veneto ottiene queste competenze? Intanto bisogna andare a votare, perché il voto è la forza che tutti i veneti danno alla trattativa. Guardate, io ho tentato tante volte di trattare, l'unica offerta che ci hanno fatto era quella di testare qualche materia. Cioè, testare qualche materia mi pare che ammazza poco. Cioè, è inutile, Trento Bolzano se lo sogniamo. Allora, noi pensiamo una cosa, che se il voto arriva, è un voto forte, ci dà grande forza. Guardate, ecco, l'unico paragone che possiamo fare con la Catalogna è questo. La gente in piazza a Barcellona tiene alta la discussione con Madrid. Se la piazza è vuota, Madrid vince. La gente che va a votare, che riempie le urne del referendum in Veneto, tiene alta la discussione con Roma. Se non andiamo a votare, Roma vince. Cosa facciamo? Abbiamo 23 materie. In questo libricino poi trovate anche l'elenco delle materie, non sono fantasie, sono scritte in Costituzione. Sono materie, anzi se dopo guardi le domande te può leggere 7 volte. Te va all'inizio, che c'è l'indice, te dà la domanda sulle materie. Le materie sono le più variegate che vi vengono in testa, dal tema della sicurezza al tema ad esempio dei rapporti comunitari. Cioè la Costituzione prevede che una regione può andare a trattare i suoi fondi comunitari direttamente in Europa, al tema della scuola. Ci sarà un motivo per il quale noi che abbiamo la sanità siamo i primi in Italia per sanità e poi vedi che loro che gestiscono la scuola qua in Veneto, cioè lo Stato che gestisce la scuola in Veneto, a inizio dell'anno scolastico non è neanche in grado di garantire gli insegnanti ai nostri ragazzi? Vuol dire che noi siamo più bravi perché abbiamo la pressione dei cittadini, siamo più bravi perché abbiamo una mentalità che è quella dell'ordine, del rigore, della disciplina a fare le robe, e quindi c'è tutta una miriade di materie che poi le trovate, se te vuol leggere, c'è tutta una miriade di materie che sono assolutamente previste. Quindi dal giorno dopo noi presenteremo un progetto per chiedere tutte queste materie. Uno dice, vabbè, ma cosa cambia? Cambia che abbiamo la forza del popolo, cambia che il Veneto il giorno dopo il referendum non è il Veneto del giorno prima, cambia che verranno i parlamentari a chiedere i voti e noi gli chiederemo noi qualcosa questa volta. Sapete quanti parlamentari abbiamo in Veneto? Dite un numero. Massa, sono d'accordo, ditemi un numero. Sono 76. Ci avreste mai pensato? Possibile che quando si discutono i problemi del Veneto non facciamo come fanno alcuni parlamentari del sud che si dimenticano il partito e votano tutti a favore della loro terra? Ma sarà possibile? Che il primo obiettivo spesso quando votano è farsi dispetti tra conterranei. Io trovo assurdo che ci sia qualcuno che va a dire in giro che il referendum è una stupidaggine, non serve a nulla. Ma scusate una roba, cosa vi costa andare a votare quel giorno? Una cambiare in bianco? Spese particolari? Hanno paura di noi, perché davanti a un popolo che si esprime fai fatica poi a venire qua a raccontare la storia, perché non sai più chi hai davanti, e noi l'abbiamo già dimostrato altre volte. Credetemi, è fondamentale che ci vadano tutti a votare. Poi per carità uno può andare anche a votare no se vuole, è la democrazia, o astenersi, ma andare.
Quindi ognuno di noi faccia in modo di portare qualcuno che magari che non è convinto, il vicino di casa, o magari gli anziani che hanno problemi a spostarsi, che hanno necessità di un passaggio. Cioè, io spero, e fatelo, posso dire un'altra roba, se posso chiedervi un aiuto, se avete deciso di andare a votare, fatelo al mattino presto. Perché guardate che sarà devastante quando usciranno le affluenze alle urne, perché se arrivi a mezzogiorno c'è il 15%, il 12%, poi sappiamo come va sta robe, no? Ma sì, noi dobbiamo superare il 50% perché il nostro referendum ha il quorum. Quindi più ci andiamo al mattino, meglio è, perché è un grande segnale che diamo a tutti quelli che sono rimasti a casa. Grazie Presidente. Grande Presidente, Zaia! Un'altra questione che io leggo un po' all'interno di questo referendum, ossia il fatto che si va a modificare quello che è l'assetto istituzionale centralista dello Stato italiano, e quindi mi pare che il Veneto con questa iniziativa dia il via a un sistema di tipo federale, un sistema di tipo federale dove le competenze vengono attribuite alle regioni in modo differenziato, ossia le regioni che si meritano perché virtuose di avere più competenze è giusto che ne abbiano di più di quelle che hanno. Quelle anche magari a statuto speciale che dimostrano di non essere virtuosi, sarebbe opportuno che lo Stato gli togliesse certe competenze. Dico questo anche perché spesso noto che c'è una certa presa in giro da parte di Roma nell'intervenire quando certe regioni fanno male. Mi riferisco per esempio alla Campania. La Campania ha la sanità in deficit totale, hanno commissariato la sanità, e sapete chi hanno messo come commissario della sanità in Campania? Hanno messo il presidente della regione Campania. Ma vi pare che sia una cosa giusta, una cosa fatta bene quella di mettere commissario chi ha generato il debito della sanità? Quindi il Veneto apre la pista verso un regionalismo differenziato. Ci può spiegare un po' cosa significa? Sì, e se non lo dite in giro, vi leggo anche le competenze però prima, per darvi una dimensione: rapporti internazionali con l'Unione Europea, commercio con l'estero, tutela e sicurezza del lavoro, istruzione, professioni, ricerca scientifica e tecnologia e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, tutela della salute, alimentazione, ordinamento sportivo, protezione civile, governo del territorio, porti e aeroporti civili, grandi reti di trasporto e di navigazione, ordinamento della comunicazione, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, previdenza complementare e integrativa, armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, tutta l'imposizione fiscale, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali, casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario, agrario a carattere regionale, organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali. Voi capite che si fa una strage con tutte queste competenze. Passiamo dalla previdenza, dopo te rispondo a Massimiliano, all'istruzione, alla polizia locale, ai trattati comunitari, agli aeroporti, ai porti, alla grande viabilità, alla distribuzione dell'energia, al controllo degli istituti bancari. Ecco, se li avessero controllati un po' di più, visto che dovevano controllarli loro, magari sarebbe meglio. Però non abbiamo detto una roba: il 4 dicembre il famoso referendum che è stato bocciato prevedeva l'azzeramento di queste competenze. Cioè noi eravamo chiamati a votare a favore di quel referendum che prevedeva che queste competenze sparissero. Capite che avevano capito il pericolo, sapevano che arrivava il nostro referendum. Cosa accade? Guardate, la nostra Costituzione è del 1948, è più o meno scritta negli stessi giorni, se non muore, della Costituzione tedesca. 60 milioni di abitanti
l'Italia, 90 milioni la Germania. I padri della Costituzione nel 1948, cioè coloro che l'hanno scritta, erano degli autentici federalisti. Pensate che Einaudi, uno dei padri della Costituente, nel 1948, nel presentare in Parlamento la Costituzione, che poi venne votata, diceva ad ognuno dovremo dare l'autonomia che si spetta. E effettivamente, se voi leggete la Costituzione italiana, già all'articolo 5, all'articolo quinto, adesso non so mai come si dice, vabbè, insomma, il quinto articolo, dice autonomia a chi la vuole. Dov'è la differenza? Che la Germania ha fatto sul serio e l'autonomia l'ha portata. In Germania esistono i Länder, esiste la Baviera, che ha un'autonomia quasi di Stato all'interno della Germania, ma è parte organica della Germania. Da noi il centralismo. Non si è data competenza a nessuna regione, sempre con la scusa devi mandare, si sono tagliati i fondi e allora oggi noi paghiamo il conto di un centralismo. Cosa paga questo centralismo? Guardate, abbiamo 5 regioni al sud, ma non faccio un discorso contro il sud, ma vi dico come stanno le cose, che hanno un buco della sanità di 5 miliardi di euro. Allora, qualcuno dice, sì, ma vengono da voi a curarsi. Sì, ma non vengono a farsi l'appendicite, l'unghia incarnita, tunnel carpale, l'ernia inguinale, l'ernia ombelicale, il dente del giudizio. Da noi arrivano situazioni complicate, pensate ai trapianti, siamo i primi per trapianti in Veneto, pensate con orgoglio, i primi per trapianti, cuore, polmone, fegato, rene, siamo i primi per l'oncologia pediatrica, il 95% di tumori al seno in Veneto, in virtù anche, me lo dico, di scelte fatte da noi dal 2010 ad oggi, ci permette di dire che il 95% dei tumori al seno hanno un esito positivo. Ovvio che la gente non sta a casa tua a curarsi, ma allora non è possibile che chi fa debiti nella sanità esporta ammalati, vuol dire che è un sistema che non funziona. Allora io penso che la nuova ossatura che deve avere l'Italia è quella simile alla Germania: autonomia dei territori, responsabilità e introdurre i costi standard. Cioè vuol dire che se abbiamo deciso che il pasto in ospedale si può comprare sul mercato a 6,5 euro, se tu lo paghi 80 euro, facciamo 80 meno 6,5, i 73,5 euro che te lo paghi, te lo paghi te, perché io non te lo pago. Così deve funzionare. Guardate che la responsabilità, Grande! la responsabilità, Grande governatore! qui non so, abbiamo finito le vacche grasse, Vi do solo un dato di bilancio per farvi capire perché ci stiamo attivando. Voi ci avete delegato e noi ci stiamo dando da fare. Io ho iniziato a governare la regione nel 2010. La regione ha un bilancio di 12 miliardi di euro, più o meno. 9 miliardi 350 milioni se ne vanno in sanità. Facciamo 80 milioni di prestazioni sanitarie all'anno in Veneto. 80 milioni di prestazioni sanitarie, piccole e grandi. 68 ospedali, 2 milioni di accesso al pronto soccorso. Allora, 12 miliardi. Tolgo i 9 miliardi 350 della sanità, tolgo le spese del personale e quant'altro, sono 64 mila dipendenti e abbiamo il tasso più basso di dipendenti pro capite d'Italia. Finisce che io avevo una cifra, noi avevamo una cifra disponibile per tutte le politiche regionali, strade, agricoltura, cultura, ambiente, attività produttive, insomma tutto quello che avevo in mente, di mezzo miliardo di euro. Siamo nel 2010. Sapete con quanto ho fatto il bilancio quest'anno? Con 50 milioni di euro. Quando ero presidente della provincia di Treviso, stanziavo 12 anni fa ogni anno 40 milioni di euro solo per le strade provinciali di Treviso. Adesso con 52 milioni mi devo occupare di tutte le strade della regione, dell'agricoltura, delle attività produttive, dell'ambiente e di tutto quello che vi viene in mente. Allora voi capite, o ne veniamo fuori con l'autonomia e il federalismo, oppure finisce che noi moriamo prima di quelli che sprecano. E io non lo permetterò mai alla mia terra che muoia in virtù di quelli che sprecano. Grande governatore Zaia!
Sei un grande! Un altro punto che spesso ci sentiamo dire è la questione del residuo fiscale. Il Veneto ha un residuo fiscale di circa 15 miliardi di euro in più. Prendiamo sempre l'esempio opposto, che è quello della Sicilia, che ha un residuo fiscale di, mi pare, intorno ai meno 10 miliardi. Questo per far capire alla fine dove vanno a finire i soldi del Veneto. Ma io penso che oltre al residuo fiscale diventa fondamentale aprire la partita sul federalismo fiscale e sui costi standard, come accennavi, perché io ho visto anche con i bilanci dei comuni cos'è che succede? Succede che lo Stato applica la spesa storica, cioè dà a tutti quello che spendevano una volta. Siccome il Veneto spendeva sempre poco, continua a ricevere poco. Chi spendeva tanto, anche in tempo di vacche magre, continua a ricevere tanto. Poi cosa fanno? Fanno i tagli lineari, quindi tagliano tutti al 10%. Il pasto della sanità, 60 euro in Sicilia meno il 10%, tolgono 6 euro e continuano a dare 54 euro. I 6 euro del Veneto continuano a essere meno di 6 euro, non a 5 euro, però la differenza tra i 5 euro e i 54 euro della Sicilia continua a essere un'assurdità. Per cui penso che la partita del referendum debba mettere mano al federalismo fiscale, ai costi standard e all'eliminazione della spesa storica, perché altrimenti questo paese non può risollevarsi. Ma sì. Guardate, il principio della paghetta, no? La famiglia dei ragazzi è dalla paga, ma non è che tu la paghetta la dai d'ufficio, no? La paghetta come che la danno? Bei voti a scuola, se ti comporti bene, se non fai marachelle in giro. Invece qui non funziona così. La paghetta la danno a tutti e i risultati si vedono. Guardate, il residuo fiscale, lo spiego a chi non lo conoscesse, è la differenza tra le tasse che paghiamo a Roma e quello che Roma ci restituisce. Allora noi pensate, abbiamo un PIL di 150 miliardi di euro, le tasse che Roma si tiene dei veneti per le spese generali sono 15 miliardi e mezzo. Cioè ogni anno noi veneti lasciamo di tasse a Roma 15 miliardi e mezzo. Quando Massimiliano dice la Sicilia ha meno 10 miliardi, vuol dire che la Sicilia non ne lascia a Roma, se toglie 10 miliardi da Roma e li porta a casa. Non può funzionare così, perché io mi aspetto che a casa tua sia già il giardino dell'Eden, invece è un disastro, e vuol dire che qualcosa non funziona. Quindi i costi standard sono fondamentali perché si decidono, come dicevamo prima, a priori i costi e io ti riconosco quei costi. Guardate che il mondo della sanità è veramente problematico da gestire e se non si introducono i costi standard nella sanità, che vale circa il 70% del bilancio nazionale, finisce che noi falliamo. E guardate che è una tragedia quello che sta accadendo. Io non vengo qua a fare il pessimista, però vi dico che è un peccato che una regione come la nostra, che ha una sanità che funziona, che ha una bella rete di amministratori sul territorio, che ha cittadini che hanno voglia di lavorare, fra l'altro per inciso, siamo la regione con la disoccupazione più bassa, 6,8% a livello nazionale, tolto Trento e Bolzano ovviamente. E questo lo si deve a un sistema che ha saputo anche dare il colpo di reni, lo si deve a un sistema che ha funzionato. E io dico, perché dobbiamo rinunciare a tutte queste cose e sentirsi dire che siamo egoisti? A me non risulta che qualcuno ce le abbia regalate queste cose, ce le siamo fatte da soli e non mi risulta neanche, come dice qualcuno, che noi abbiamo avuto finanziamenti a pioggia che altri non hanno avuto. C'è qualche impresa qui che ha avuto finanziamenti a pioggia? Alzano le mani gli imprenditori, alzate le mani, voglio vedere quanti imprenditori. Chi è che era partita IVA qua? Quanti siete? Qualcuno di voi altri che ha avuto finanziamenti a pioggia? Ah sì, gli vedete voi altri finanziamenti a pioggia. Le tasse, sì. Vi dico con orgoglio che questa regione, da quando ci siamo noi, dal 2010, non applica nessuna forma di tassazione regionale a imprese e famiglie. No, ve lo ripeto, vi dico anche quanto vale, siccome si fa sempre finta di non capire, noi rinunciamo ogni anno a prelevare 1.159 milioni di euro con addizionali vari e altre robe del genere, che noi non applichiamo per scelta. Qualcuno dice che sbagliamo,
però pensiamo che l'economia si rilanci lasciando i soldi in tasca ai cittadini, non togliendogli e dopo decidendo per loro cosa bisogna fare. Grande governatore Zaia! Sei un grande! Focalizzato il tema dell'autonomia, una delle domande che ci sentiamo spesso ripetere è: ma il 23 di ottobre, dopo che abbiamo votato, dopo che la stragrande maggioranza dei veneti è andata a votare e ha fatto la croce del sì, cosa succede? Ma succede, guardate, c'è tutta una procedura che è scandita dalla legge. Anche qua non fatevi raccontare storie da chi non sa neanche conosce la legge o peggio ancora vuole strumentalizzare. Il giorno dopo, se il risultato sarà interessante e avrà superato lo scoglio del quorum, io presenterò già un progetto che ho già, diciamo, ultimato al 95% di proposta di trattativa. È una sorta di contratto, la legge dice questo, che io dovrò portare in Consiglio regionale, prima in Giunta, dopo in Consiglio regionale con i tempi nostri, cioè una settimana, sì, non penso che ne parliamo l'anno dopo. Poi il confronto giustamente con i sindaci, anche qui ringrazio i sindaci del Veneto, tutti i 575 sindaci del Veneto hanno deciso di sostenere il referendum e di votare sì. Quindi è bene ringraziare anche i sindaci. Bravi! Quindi, a meno che qualcuno non disconosca la decisione dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, che in Veneto ha detto questo e ha diramato anche la comunicazione, ma penso che sia un atto di coerenza. Quindi noi abbiamo una sorta di contratto che approveremo, sono una trentina di pagine, nella quale sono scandite, avete sentito le materie che vi ho letto prima, sono scandite tutte queste materie e per ogni materia c'è anche un inizio di declinazione, cioè di dire: mi dai il controllo delle casse rurali e ti dico che lo voglio in questa maniera perché voglio essere operativo in questa maniera. Quindi voi la prima roba che vedrete sarà questo documento che verrà presentato, sul quale sinceramente non c'è niente da negoziare, perché noi chiediamo tutto quello che è previsto dalla legge, non andiamo a scegliere le competenze, le chiediamo tutte e 23. Dopodiché si va davanti al governo e io davanti al governo dirò, mi giro indietro e dico: c'ho 5 milioni di veneti dietro di me. Non c'è più da solo Luca Zaia, ma c'ho il Veneto, c'ho i miei veneti, e quindi quando offendi me offendi tutti loro. E noi diventeremo un laboratorio. Guardate, aspettatevi che questo tema dell'autonomia, soprattutto di referendum, vedrete lambirà tutte le regioni pian piano. Fra l'altro con meno fatica del Veneto, perché avendo noi vinto la causa, oggi basta che una regione copi esattamente la legge che abbiamo fatto noi, che ci ha permesso di vincere la causa, e va a referendum. Chi lo vuole. Chi invece dice no, io resto legato a mamma Roma, è un'altra storia. Però questa è la partita. Quindi il giorno dopo inizia la trattativa. Il giorno dopo, guardatemi sulle palle degli occhi, io non ho mai detto, e noi non abbiamo mai detto che arriva l'autonomia. Inizia il percorso serio. Del resto un percorso serio senza una consultazione referendaria non lo puoi fare. Guardate, l'ultima volta che sono andato a trattare a Roma, qualche anno fa, mi hanno detto: ma voi volete l'autonomia? Mi spiegate come fate a volere l'autonomia se la maggioranza dei veneti vota partiti che sono centralisti e nazionalisti? Ma io dico: guarda che in Veneto, se uno vota anche un partito nazionale, ciò non toglie che uno sia per l'autonomia della sua regione, che sia federalista, perché non è un'eresia. Però loro così ti rispondono. A questo punto andiamo al vero. Contiamo i veneti a prescindere dal loro credo politico, e penso che sia la cosa più coerente e seria da fare. Grazie Presidente. Bravo! Grande governatore Zaia! Allora, uno ribatte immediatamente dicendo: ma a Roma, quelli che stanno a Roma, che interesse hanno a delegare le regioni su tutta una serie di competenze, che significa decentrare soldi, significa decentrare potere, significa depotenziare lo Stato centrale. Per cui quello che la gente spesso ha qualche cosa da ridire: ma a Roma poi siamo sicuri che accettino
la richiesta del Veneto oppure ci saranno delle resistenze? E rispetto a queste resistenze, come pensiamo noi di superarle? E io aggiungo un punto: abbiamo l'anno prossimo tra l'altro le elezioni, per cui non è che il percorso riusciremo a concluderlo entro marzo-aprile, quando si andrà a votare, per cui dobbiamo sicuramente pensare a una strategia perché a Roma alla fine non facciano di tutto per bloccare questo processo di riforma, perché autonomia, come dicevo prima, significa perdere potere, perdere soldi e delegarlo al territorio. Ma guardate, ve lo dico da ex ministro, Roma ha due livelli: quello della politica, che di certo non fa i salti di gioia nel togliersi competenze per darle al Veneto o darle alla Lombardia o a qualche altra regione in giro per l'Italia, fra l'altro disconoscendo i dettami della Costituzione che dicono di dare l'autonomia. E poi c'è l'altro livello, che è quello dei burocrati, che è ancora più pericoloso di quello dei politici. Lo è perché migliaia di persone su un chilometro quadrato a Roma, senza mai essere elette, governano questo paese. Loro faranno di tutto per dire di no, faranno di tutto per alimentare relazioni, consulenze e pareri ai politici per far dire di no, perché loro pensano ai loro stipendi, che sono di gran lunga maggiori di quelli dei politici per i quali lavorano, loro pensano al loro potere, loro pensano alla loro stabilità. Guardate, c'è una regione che non ha mai conosciuto la crisi in questi 9 anni e si chiama, una regione, una città, si chiama Roma, perché là nessuno vive di partite IVA, di mercato o di problemi di tutti i giorni, si vive di pubblica amministrazione, non è una colpa. Però quindi la battaglia noi sappiamo che dobbiamo farla, però guardate, è un processo, Massimiliano, un processo inesorabile. Da qui al futuro sarà inevitabile, anche in virtù di tutti questi movimenti referendari, della richiesta di autonomia, sarà inevitabile che le comunità si affrancheranno sempre di più. Oggi l'assemblea dell'ANCI, che è sempre stata un'assemblea molto unitaria, un'assemblea molto, come si può dire, molto nazionale, lo è stata anche oggi, però il tema ricorrente in tutti gli interventi era l'autonomia. Pensate che l'85%, lo scopre, lo dice l'ANCI che ha fatto fare un sondaggio, l'85% dei cittadini dichiara che bisogna dare più competenze al proprio sindaco. E chi direbbe di no? Perché siamo stanchi di andare davanti a amministratori che ti dicono non sei competenza mia, ho una carta deve avere 4 timbri e 4 amministrazioni diverse. C'è l'ufficio complicazioni e affari semplici, va smantellato, perché è il primo elemento che blocca l'economia. Grande governatore! Un altro tema che secondo me è sempre bene sottolineare è che non siamo da soli in questa partita. Insieme al Veneto c'è la Lombardia e quindi sono le due regioni più forti, le due locomotive d'Italia che sicuramente non possono essere trascurate a livello centrale. Tra l'altro noi abbiamo il quorum del 50% sul referendum, mi pare che la Lombardia non ce l'abbia, però tu dici sempre, guardate, o qua si va a votare o la questione autonomia la mettiamo da parte. Sì, ma guarda, questo ve lo posso, ha ragione Massimiliano, questo ve lo posso garantire. Se noi non sceglievamo questa strategia del referendum, continuavamo a sonnecchiare per altri 16.000 anni, non per altri 16 anni. Peraltro voglio anche dire, mi viene in mente adesso in virtù della domanda di prima di Massimiliano, cioè non è che questo referendum viene fatto per mettere in difficoltà qualcuno. Forse l'unico soggetto politico che non deve dormire sonni tranquilli è il cosiddetto centrodestra, perché se è vero dei dati che abbiamo che andremo al governo, è altrettanto vero che mi aspetto che da chi ci rappresenta al primo punto del programma di governo ci sia scritto dare l'autonomia a chi l'ha chiesta, perché sennò il centrodestra si mangia la faccia qua sui nostri territori. Detto questo, il tema della Lombardia, qualcuno mi ha criticato perché abbiamo scelto di fare il referendum lo stesso giorno, ma avete un'idea di cosa vuol dire l'impatto di 15 milioni di abitanti, un quarto degli abitanti italiani che vanno al referendum? Con tutto il rispetto, non è un piccolo comune, il governo non può girarsi dall'altra parte,
Insomma, io conosco solo questi metodi pacifici, non armati e gandhiani per fare la rivoluzione. Se dopo c'è qualcuno che ha altri sistemi, io non li condivido. Penso che noi, da buoni veneti, battendo il passo come gli alpini, dobbiamo lì battere, e sempre con la forza del popolo. Guardate, la forza del popolo è una forza che... Pensate alla roba, il muro di Berlino. Il muro di Berlino, cavoli, 40 anni, 50 anni, una quarantina d'anni o poco più è stato su, no? Tutti i grandi esperti di geopolitica, cadrà di qua, cadrà di là, come si farà a cavarlo via, è la guerra fredda. Alla fine, il 9 novembre 1989, in una gelida notte di novembre a Berlino, dei ragazzi come loro, sull'Aventina, si sono arrampicati sul muro e il muro è crollato. Ma tutti gli esperti hanno detto, ma chissà, dovremmo fare un'altra guerra, partirà sul muro. E l'autonomia avrà lo stesso sistema, che alla fine poi l'argine si romperà, perché il sistema sarà insostenibile. E quindi io penso che noi dobbiamo credere a quello che facciamo. Poi, ragazzi, io non vi so garantire i tempi, ma vi garantisco che la procedura è quella giusta. Di questo non ho dubbi. Grazie Presidente, io non voglio abusare della vostra pazienza. Grazie a voi. Grande Zaia! Grande governatore! Di Luca Zaia sul Veneto del futuro. Guardate, io ho un sogno solo, che in questo Veneto, a parte autonomo, si possa vivere con tranquillità, si possa ripensare, qualcuno sorriderà, di avere come una volta che le chiavi restavano infilate nella serratura di casa. Grande governatore! Ragazzi, non bisogna adeguarci al fatto che ogni volta che succede qualcosa dobbiamo aumentare il livello di sicurezza, perché possono andare anche a quel paese quelli che ci dicono questo, Non c'è scritto in nessun libro che bisogna vivere in una gabbia per essere sicuri. Grande governatore! Penso che questo sia un momento nel quale dobbiamo vivere con tranquillità, con serenità. Abbiamo i numeri per dare occupazione ai tanti ragazzi che sono costretti ad andarsene all'estero, e pensare che il Veneto dell'immigrazione del fine 800 e del dopoguerra degli anni 60 ripensi all'immigrazione è scandaloso, con tutto quello che abbiamo prodotto e facciamo e quanto bravi siamo, e questo è uno scandalo. Quindi che ci sia occupazione, serenità, e che si possa pensare alla nostra regione anche una regione più pulita, una regione dove non si parli ancora di acque inquinate, una regione dove non si parli ancora di aria con mercurio, una regione dove comunque ci sia una condotta che è tipica dei veneti, nulla di razzista, nulla di egoista, ma semplicemente di fare le cose per bene. E lasciatemi dire una roba, lo dico perché io mi incazzo ogni volta che sento ste robe. Allora, in questo paese avete visto lo stupro della ragazza polacca a Rimini e dopo del trans la stessa sera da parte di un gruppo di immigrati? Il problema non è che sono immigrati, a parte il fatto che i delinquenti che altri se meglio di stare a casa sua e ne veniamo qua. Però a parte questo, il delinquente è sempre delinquente. Questo è un paese nel quale, oltre a inasprire le pene e avere la certezza della pena, bisogna fare due robe. Intanto togliere tutte le attenuanti, perché io sono stanco di sentir dire sono giovani, hanno avuto un'infanzia difficile, suo papà che tirava le recce da piccolo, sua mamma non gli dava i basi, e vai a stuprare le donne in giro per le spiagge. Prima roba, basta con queste attenuanti sociali e di età, perché un ragazzo di 16 anni, di 15 anni che va a violentare una signora, una ragazza, è un delinquente, non un ragazzino, è un delinquente. Ultimo aspetto, e chiudo e chiedo un applauso poi per questi signori, le forze dell'ordine. Guardate, fateglielo l'applauso e poi capite. Bravi! In un paese civile non accade che quello che arriva qua, che viene da casa sua dove che taglia a mano, anche se te pensa di rubare una bicicletta, non se la ruba, viene qua e sul banco degli imputati, se viene arrestato, ci va il poliziotto o il carabiniere che lo arresta e non lui. In un paese civile le forze dell'ordine
devono essere difese e messe nelle condizioni di operare. Non devono andare via con i guanti di velluto, ma col manganello e le manette. Così funziona. Basta permissivismo, basta garantismo e ridiamo in mano, togliamo il galateo alle forze dell'ordine e gli ridiamo il codice penale. Perché guardate, in un paese che è in crisi, inasprire le pene, dare la certezza della pena, introdurre la legittima difesa seriamente e dar modo che le forze di polizia facciano quello che devono fare, costa zero. Grazie, buona serata a tutti. Grande governatore Zaia! Un applauso a Massimiliano Varisson.